Con l'apertura al pubblico della quinta mostra del Tesoretto di San Giuseppe iniziano a Favara i festeggiamenti in onore del patriarca della città. La raccolta di opere artistiche donate da artigiani locali e aventi come protagonista il falegname di Nazareth, padre putativo di Gesù, è curata da Gaetano Scorsone e Cettina Dainotto. Per l'occasione numerosi Giuseppe favaresi presenti, che sono stati invitati alla manifestazione dai sacerdoti favaresi che hanno coinvolto i propri parrocchiani che portano il nome del santo più venerato a Favara. La mostra sarà visitabile tutti i giorni per l'intera durata dei festeggiamenti presso la chiesa del Purgatorio di Piazza Cavour dalle ore 10 alle ore 12:30 e dalle ore 18 alle ore 22:30. Ad anticipare l'inaugurazione della mostra, la presentazione al pubblico della miniatura dello storico bevaio di Piazza Giarritella, opera quest'ultima realizzata dal signor Baldassare Alongi, che si è avvalso della collaborazione artistica dei pittori Pietro Pullara e Mimma Vella. Il manufatto, che misura 1,50 m per 80 cm, ripropone la suggestiva prospettiva di una delle più animate piazze di Favara, la vecchia fontana, realizzata in occasione dei festeggiamenti della Madonna Assunta di Contrada Pirciata, è stata concessa alla collettività in virtù della grande devozione popolare che la comunità favarese ha nei confronti di San Giuseppe. Presenti in Piazza Cavour tra gli altri anche il sindaco di Favara Rosario Manganella e l'arciprete Don Mimmo Zambito. Riapre per il quinto anno consecutivo la mostra del Tesoretto di San Giuseppe. Quest'anno con un'intensità affettiva e religiosa molto più intensa, perché quest'anno abbiamo coinvolto tutte le parrocchie, perché per far percepire che San Giuseppe è, una risorsa religiosa di tutti noi, di tutta la comunità favarese. E ogni parrocchia ha risposto con grande entusiasmo e grande intensità inviando dei simpatici ambasciatori, Giuseppe Senior e Giuseppe Junior, e anche qualche madrina Giuseppa che ci ha onorato della presenza. Quindi in una cornice così familiare e così densamente religiosa si avviano i festeggiamenti di San Giuseppe. San Giuseppe è una figura importante ricordata a Favara. Sì. È una figura al quale il nostro popolo ha fatto riferimento cogliendo forse il tratto essenziale, la laboriosità, la capacità di ascoltare Dio in una situazione particolarmente difficile e portare al mondo Cristo. È una missione grandemente attuale, unita al fatto di saper fare silenzio. San Giuseppe è un tipo molto silenzioso. È un'epoca questa piena di rumore, abbiamo bisogno di fare tanto silenzio, è un'epoca in cui c'è necessità di tornare ad ascoltare Dio e fare la sua volontà nella quotidianità, nella ferialità, ed essere consapevoli che questo è il miglior modo per rendere presente Dio nel mondo, proteggere la vita, custodire, promuovere la vita attraverso la fatica quotidiana. L'amministrazione comunale è presente anche alla mostra di San Giuseppe. Non può essere diversamente, l'amministrazione comunale deve presenziare a tutto quello che è importante per la città di Favara, che parla di Favara, che fa vedere non soltanto ai favaresi ma anche grazie alla vostra emittente fuori dalla nostra città le cose belle, interessanti, artistiche che sanno fare i favaresi. Oggi abbiamo qua una espressione, una piccola parte di quelle che sono le reali capacità dei cittadini di Favara. Speriamo di continuare in questa direzione, c'è la possibilità di allargare queste mostre anche ad altri elementi che purtroppo non possono essere qui contenuti soltanto per questione di spazio. Poco prima abbiamo visto la bellissima fontana di Piazza Giarritella, una cosa meravigliosa che è stata purtroppo sradicata dal nostro territorio da amministratori ottusi e incapaci che non hanno saputo salvaguardare le cose artistiche e monumentali di cui ha disposto nel tempo la nostra città di Favara. Un'esposizione di opere sacre al Castello Chiaramonte. Sì, verrà realizzata nella cucina del Castello Chiaramonte, metterò alcune opere sacre in terracotta, di cui una giustamente dedicata a San Giuseppe data la festa e le altre statue relativamente a Gesù misericordioso, il Papa Wojtyla, quindi potrete vedere anche questa particolarità. Comunque l'esposizione è dal 23 adesso di agosto fino al 30, quindi avete tempo di venire quando volete a vedere questa, farà piacere tantissimo, grazie.